Stava ultimando un trasloco in questo palazzo quando all'improvviso il grosso portone di legno e ferro gli è caduto addosso, schiacciandolo. Un operaio di una ditta di traslochi è morto oggi pomeriggio alle 14:30 mentre stava trasportando un divano all'interno di un condominio di Corso del Popolo a Padova. La vittima è Diego Luison, 70 anni, originario di Santa Maria di Sala nel Veneziano, ex titolare della ditta Luison Traslochi che ha sede in città, in zona Chiesa Nuova. L'incidente mortale sul lavoro sotto gli occhi di alcuni colleghi, tra di loro anche l'attuale proprietario della ditta che lo stava aiutando nelle ultime operazioni. Per far passare il divano, il portone era stato aperto anche dal lato fisso. All'improvviso i cardini si sono spezzati e la pesante anta di legno si è abbattuta a terra colpendo l'uomo alla testa. Nonostante i soccorsi immediati del suo 118, per il settantenne non c'è stato nulla da fare, è morto per i gravi traumi riportati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Padova, i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici dello Spisal per i rilievi. Il palazzo in cui è avvenuto l'incidente sul lavoro si affaccia sulle rotaie del tram e quindi le corse sono state interrotte per oltre un'ora per consentire i rilievi.